Urla, minacce e spintoni sono attimi concitati a Mogliano Veneto, dove è scoppiata una rissa tra quattro cittadini stranieri alterati da alcol e stupefacenti. I residenti impauriti hanno subito allertato i carabinieri. La lite però in poco tempo è degenerata. C'è stato un fuggi-fuggi ed il gruppetto si è spostato verso il parco Arcobaleno, qui la rissa è terminata nel sangue. Baruffa tra ragazzi perché non vedevo niente qua. E dopo gridavi contro un altro ragazzo, penso che avevano martelli, ha detto che qualcuno aveva il martello, l'altro aveva bastoni, bottiglie di vetro che mi sembra che ci siano ancora rotte là vicino. Un 24enne tunisino è stato colpito probabilmente con il coccio di una bottiglia al capo e al collo. Gli altri sono riusciti a fuggire. Intanto l'elicottero dei carabinieri decollato per altri servizi è arrivato sopra Mogliano con un faro, ha illuminato la zona alla ricerca dei fuggitivi. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale. Non è in pericolo di vita. È caccia agli aggressori. Tante le chiamate arrivate agli amministratori comunali di cittadini impauriti. E le grida in un posto, diciamo, molto popoloso come il quartiere est, senz'altro ha spaventato tutti. Il sangue a terra, la zona è stata circondata dai carabinieri, situazione, spiega l'assessore, a cui non dobbiamo né vogliamo abituarci. Il 24enne ferito, fra l'altro, è conosciuto alle forze dell'ordine in passato, era stato espulso dall'Italia, ma poi graziato da un giudice di pace del Tribunale di Bari. Questo personaggio si era reso protagonista di altri episodi di violenza, di occupazione abusiva di case ed è puntualmente rientrato in città. Questo crea anche nelle forze dell'ordine, credo, un senso di frustrazione perché l'azione poi diventa inefficace e allora forse serve certezza di pene, pene più severe anche per reati considerati minori ma che creano insicurezza nei cittadini e probabilmente forse serve anche qualche carcere in più. Il 24enne è stato ferito in un parco pubblico dove abitualmente ci sono famiglie e bambini. Questo è un posto che è presidiato da un'associazione che ne cura il decoro e è quasi violentato in questo caso. Noi non siamo il Far West e non lo vogliamo diventare,